Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti a questo incontro, uno dei più attesi dell'edizione 2021 di Molte Fedi sotto lo stesso cielo. Stasera avremo con noi Henry De Luca, certamente uno degli autori più significativi e difficili da inquadrare. Narratore, saggista, poeta, traduttore, autore di testi teatrali e giornalista. Amico fraterno di un compagno di strada carissimo di Molte Fedi, che è Gianmaria Testa, lo vedete, uno dei più raffinati cantautori italiani, autore di canzoni bellissime, più volte ospite di Molte Fedi, morto ad Alba il 30 marzo del 2016. Guardate, questo è il saluto che Henry fece quel giorno, un saluto bellissimo, struggente, che segna proprio un'amicizia piena, fraterna. Henry De Luca è un autore che fa discutere, che non si è mai sottratto alle sfide del tempo, levandosi spesso come voce, spesso solitaria, lo dobbiamo dire, di chi fa fatica a farsi udire nel sonnolento teatro della storia umana. Il suo primo romanzo, vedete qua, Non ora, non qui, è stato pubblicato nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Si definisce autodidatta in inglese, francese, swahili, russo, yiddish e ebraico antico. E di sé Henry De Luca dice ancora: sono un non credente e non ateo. E ha ripetuto spesso che il fatto di sentirsi non credente non gli impedisce di credere nella fede altrui, cioè di prenderla sul serio e di credere nel libro, la Bibbia, che racconta una storia di fede pienamente calata nella storia. In Ora Prima, un libro che vedete, la copertina è stato pubblicato con Kikayon, la casa editrice di Bose, c'è una frase che mi colpisce molto di Henry, che dice: credente non è chi ha creduto una volta per tutte, ma chi, in obbedienza al participio presente del verbo, rinnova il suo credo continuamente, ammette il dubbio, sperimenta il bilico e l'equilibrio con la negazione lungo il suo tempo. E proprio la Bibbia rappresenta per il non credente e non ateo De Luca il testo fondatore che ha innervato gran parte della sua prolifica e suggestiva ricerca letteraria. Henry ha tradotto diversi libri biblici, perché la Bibbia per lui ha scritto un libro sacro, un'avventura per anime in fiamme e in travaglio, non per i quieti. Recentemente ho intervistato Luciano Zappella, che è autore di un bel testo da leggere sul valore della Bibbia nell'opera di Henry De Luca. Questa è la copertina del libro. Quando ho chiesto a Luciano in che modo Henry De Luca si approccia al testo biblico, mi ha risposto così: è chiaro che la Bibbia per De Luca, come per altri scrittori, è il testo fondatore di una cultura, di una letteratura, di un'identità. Ma al contrario di altri scrittori, la presenza della Bibbia in lui è, se posso dire, totalizzante. Lo è per il fatto che De Luca si è accostato alla Bibbia non solo da lettore, ma anche da traduttore, da commentatore e da riscrittore. Non rivendica particolari specializzazioni, non adotta un approccio di analisi storica, filologica o traduttologica, ma invita il lettore ad andare alla ricerca di un significato. Non lo dice esplicitamente Henry De Luca, ma egli si rifà al metodo interpretativo rabbinico dei Midrash, che consiste in una continua sollecitazione del testo biblico che non ha mai smesso di produrre significato. La cosa interessante perché i testi di De Luca, propriamente biblici, cioè le traduzioni e commenti, coinvolgono e appassionano diverse tipologie di lettori: lo specialista e il profano, il cristiano e l'ebreo, il credente o il non credente. Ecco, noi stasera ci faremo coinvolgere e appassionare da un testo fondamentale della Bibbia, il libro dell'Esodo. Guardate qua la copertina che Henry De Luca ha tradotto alcuni anni fa. È il libro che racconta l'esperienza centrale della fede ebraica, la liberazione dall'Egitto, che è la base e il cuore della fede del popolo di Israele, che appunto è una fede non astratta, sempre storicamente situata.
e quando è uscito il testo Harry ha detto: ho tradotto quel libro pieno delle più grandi avventure sacre dell'umanità come se non fosse mai stato fatto prima. Più che attenuto mi sono appiattito, schiacciato sulla parola ebraica per riprodurla a calco in italiano, compreso per esempio l'ordine della frase o la rinuncia di quella lingua al verbo avere. L'intento, ha scritto Harry De Luca quando ha tradotto l'Esodo, è quello di procurare nostalgia dell'originale, e ce l'ha fatta. Io ringrazio di cuore Harry De Luca, siamo davvero contenti che sia Moltefedi 2021 e ringrazio i suoi due interlocutori. Il primo sarà Martino Rovetta dell'equipe di Moltefedi e l'altro Don Omar Vassecchi della comunità di San Fermo, una comunità con cui noi abbiamo costruito questa sezione, la Bibbia per l'uomo d'oggi, che oggi vede il suo secondo appuntamento. Il primo è stato, vedete qua la foto, settimana scorsa con Benedetta Tobagi, che ha riletto, da par suo devo dire, il libro di Giona. Quindi grazie di cuore a Don Omar, grazie a Martino, grazie in particolare a Harry De Luca e davvero buona serata. Ecco, buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia e una buona serata e un ben trovato a Harry De Luca, ringraziandolo per la partecipazione e la presenza a questa nostra serie di incontri. Daniele ha già sufficientemente introdotto la figura di Harry De Luca. Io dico anche tutta la mia emozione, la mia felicità di poter incontrare, anche se in questa forma mediata, Harry De Luca, perché è uno scrittore che amo molto e che da diversi anni seguo e mi appassiona. E parto subito con la prima domanda con cui vogliamo entrare nel dialogo, Harry. Tu, Harry, sei un appassionato lettore della lingua sacra, così ami dire della Bibbia, più che la parola che convenzionalmente noi usiamo appunto per citarla. E il tuo approccio è sempre stato quello, come già diceva Daniele, di un autodidatta, se così possiamo dire, e dalla prospettiva appunto di uno che non crede. E vorrei anch'io richiamare un passaggio su questa sottolineatura tra credente e non credente. Per te la distinzione sta tutta in una proposizione. Dici che il credente parla a Dio, gli si rivolge con il tu, fosse pure il tu del grido. Il non credente invece riesce solo a parlare di Dio, di un oggetto che trova scritto nei testi sacri o raccontato da coloro che credono, ma che rimane per lui una terza persona, distante e separata. Eppure, mi permetto di dire, in ora prima, tu usi delle affermazioni dove questa distanza e questa separazione sembra superata. È già la soglia di una confidenza, di un'intimità. Dice: ogni mattina a testa vuota e lenta accolgo le parole sacre. Capirle per me non è afferrarle, ma essere raggiunto da loro. Essere così quieto da farsi agitare da loro, così privo di intenzione da ricevere la loro e così insipido da farsene salare. Così sono diventato ospite a casa delle parole della scrittura sacra. Restituisco in disordine una parte minima del dono di poterla frequentare. Ecco, la domanda mia è: come è nata in te questa passione per la scrittura al punto da sentirla una casa, di sentirti ospite in essa? E che opportunità ti offre giorno per giorno questo dono di sentirti un suo ospite? Mi sono trovato in un posto della mia vita intorno ai 30 anni dove non c'era nessun libro tranne che quello, la Bibbia, era proprio la Bibbia in italiano. E ho cominciato a leggerla con la presunzione che hanno tutti quelli che non l'hanno mai letta, cioè che credono di sapere già di che si tratti. È chiaro, anche se nessuno ha mai letto una pagina della Bibbia, conosce per forza tutte le storie della scrittura sacra, le ha sentite nominare, i personaggi, le figure. Ecco, mi sono trovato a sfogliare dall'inizio quel libro e mi sono fermato. Sono un lettore, sono abituato a leggere molto, sono molto più lettore che scrittore, e però lì c'era qualcosa che non aveva niente a che fare con le mie letture di letteratura. Quel libro non era letteratura, non voleva avvincere e convincere un lettore, non lo voleva far entrare dentro il flusso della storia e farlo scorrere in essa, se ne teneva lontano,
dal tempo e dalla volontà letteraria di avvincere. Dunque quel libro in quel momento mi riguardava e sono venuto a sapere che c'era un formato originale. Ecco, mentre per i Vangeli la lingua originale, cioè l'aramaico di Gesù e di quelli che parlavano in quel tempo, è andato perduto, i Vangeli sono stati redatti direttamente in greco. Ecco che invece per l'Antico Testamento c'era originale, c'era un'antica lingua dalla quale si traducevano poi nelle varie altre lingue le storie dell'Antico Testamento. E allora, per curiosità, volevo sapere com'era fatta quella lingua che si era presa la responsabilità di impiantare il monoteismo nel mondo. È proprio dentro un angolo minore secondario del Mediterraneo, un angolino del Mediterraneo, pressoché insignificante, geograficamente, storicamente, politicamente, una piccola lingua di un piccolo popolo piantato su una delle periferie del Mediterraneo. Ecco, quella piccola lingua, quel piccolo popolo, quella piccola storia aveva avuto poi la forza di espiantare tutte le divinità precedenti, le divinità dei potenti, delle nazioni dominanti. Il politeismo diffuso nel Mediterraneo era stato sradicato da quella notizia. E così ero curioso di sapere com'era fatta quella lingua e ho cominciato a studiarla per conto mio, non dovendo frequentare corsi né presentare esami. Ho avuto la facilità di apprenderla lentamente grazie al fatto che avevo fatto degli studi classici, cioè avevo per necessità studiato latino e greco. Ecco, attraverso quegli studi di quelle lingue antiche, ecco che poi mi è stato più agevole sbrigarmela da solo in altre lingue che sono andato a cercare. Dunque ho cominciato a capirci qualcosa e a radicare quelle letture, quegli studi, a radicarli nella parte iniziale della mia giornata, cioè a svegliarmi con quel libro, con quelle storie, con quello studio, perché facevo un mestiere molto faticoso durante il giorno, dei mestieri operai, e alla fine della giornata non avevo più la testa per applicarmi a qualcosa, crollavo sopra le pagine. Allora ho fatto questo esercizio di anticipo, ho giocato di anticipo su quella giornata, ho cominciato a studiare, a leggere, a imparare l'ebraico prima di uscire, prima di andare, quella ora prima, come ricordava Daniele nella sua bella introduzione. E quella ora prima è stata l'ora in cui io avevo proprio questo sentimento di fare qualcosa per me prima che la giornata mi venisse completamente consumata dal lavoro che dovevo fare. Scippavo, ecco, quell'ora prima era uno scippo che io facevo alla giornata, anche al mio sonno naturalmente, facevo quello scippo e quello scippo mi ha intanto dato questa soddisfazione di essere lieto di svegliarmi per tutte le mattine della mia vita di operaio. Sono stato lieto di svegliarmi perché avevo quell'appuntamento, quella occasione di fare qualcosa per me, di farmi forzare il cranio da quella lettura all'inizio della giornata, che poi mi rimaneva qualche frase, qualche parola, qualche lettera, mi rimaneva in bocca e me la rigiravo sotto il palato, nella lingua durante il resto della giornata come una specie di ritornello. Ecco, questo te lo sto dicendo perché è diventata nel corso degli anni, insomma, poiché lo faccio tutti i giorni, una intimità fisica che io ho con quelle parole, con quelle pagine, con quella scrittura, con quella storia. È qualcosa di fisico per il quale io risento una gratitudine personale che non ha niente a che vedere con la fede, ha a che vedere con questa abitudine che si è instaurata dentro di me e mi ha nettamente migliorato il giorno.
Grazie Harry per le parole che già ci stai regalando. Anch'io rinnovo il mio benvenuto al pubblico di Molte Fedi e a tutti quelli che ci stanno seguendo. È curioso notare che nel lungo elenco dei libri biblici da te tradotti, il libro dell'Esodo compaia cronologicamente per primo. Ti chiedo, perché partire proprio dal libro dell'Esodo? Che cosa ti ha spinto a questo testo? Io prima dell'Esodo avevo pubblicato presso Feltrinelli, il mio secondo libro si chiamava In alto a sinistra e in onore si chiamava Una nuvola come tappeto, ed era una rassegna di piccole scoperte, piccole indagini che avevo fatto, che mi erano venute nel corso delle mie letture della scrittura sacra in ebraico antico. E così avevo pubblicato quel libro con Feltrinelli. E immediatamente dopo Feltrinelli mi ha detto: beh, allora traduci tutta la Bibbia. Ho detto: beh, quella non è proprio alla mia portata, vista la mia lentezza di traduttore. Ecco, io posso tradurre solamente un verso al giorno. Quindi non mi bastava la vita. Io ho detto: va bene, provo con uno. Io traduco un verso al giorno perché il mio metodo di traduzione è questo qua. La singola parola ebraica che mi trovo a leggere e quindi a tradurre deve per forza per me corrispondere a una singola parola in italiano. Sembra evidente, ma non è evidente nelle traduzioni. Spesso le traduzioni traducono la singola parola ebraica in diversi modi, con diversi sostantivi, anzi regolarmente lo fanno. Allora, per ottenere questo risultato di una singola parola ebraica che corrisponde a una singola parola italiana, ecco, io ho bisogno di andare a vedere quella singola parola ebraica dove appare in tutte le pagine della scrittura sacra. Devo fare una specie di giro delle occorrenze, delle ricorrenze di quella parola in tutti i testi dell'Antico Testamento. E questo mi permette di ricostruire una biografia di quella parola, vedere dove i significati in cui si è manifestata e poter così risalire alla singola parola in italiano. Perciò ecco, dico che io riesco a tradurre solo un verso al giorno. E così ho cominciato dall'Esodo, perché è il libro che contiene più intensamente, racconta una sola storia, mentre Genesi, Bereshit racconta molte storie, Esodo racconta una sola storia. Esodo, il titolo corrente in italiano, che non corrisponde al titolo ebraico. Quello invece ne contiene una sola, una unica grande storia che ha come centro la presenza più intensa della divinità di tutte le scritture sacre. La divinità interviene continuamente in quella storia, in quegli avvenimenti. E dunque ho cominciato da quel vertice a muovermi. Già accennavi, Harry, che il titolo originario di questo secondo libro della Bibbia, che appunto dalla traduzione diretta dal greco dei 70 viene tradotto Esodo, in realtà dall'ebraico è il libro dei nomi, e è preso proprio dalla prima frase, come succede per tutti i libri del Pentateuco, e questi sono i nomi dei figli di Israele. Pertanto la traduzione appunto corretta dall'ebraico è il libro dei nomi. L'Esodo è un libro di nomi, infatti, anzitutto perché nell'Esodo si rivela il nome ineffabile, quello di Dio, quello che è appunto il tetragramma sacro, che è impronunciabile e che ogni volta poi che viene incontrato nella scrittura, nei testi sacri, viene letto o come Adonai o come Elohim, a seconda soprattutto dal popolo ebraico. E a proposito di questo nome di Dio, a questo tetragramma sacro, tu dici: considero inviolabile il tetragramma, vertice della solennità di una lingua e di un libro. Ma vorrei soffermarmi su questa relazione tra Esodo e nomi, perché oltre alla rivelazione del nome di Dio, in Esodo ci sono anche gli altri protagonisti, appunto, del testo, che compiono questo passaggio dalla schiavitù alla libertà e acquisiscono un nome proprio. C'è un monaco di Bose, Alberto Mello, che ha scritto un commento all'Esodo, che tenta così
l'ambizione magari anche di trovare un incrocio tra queste due traduzioni, Esodo e Nomi. Dice: gli schiavi non hanno un nome soltanto gli uomini liberi. Se la Bibbia deve dire che qualcuno è libero, dice che è un figlio. Avere un nome, scoprire il proprio vero nome, vuol dire essere liberi, conquistare la propria libertà. Il nome rimanda quindi alla figliolanza. Tant'è che i figli di Israele sono liberi, hanno un nome proprio perché sono figli di Dio. Il libro stesso di Nomi, Esodo, lo dichiara esplicitamente al capitolo 4, versetti 22-23. Israele è il mio figlio primogenito. I due nomi del nostro libro, continua Mello, quello greco Esodo e quello ebraico Nomi, alla fine coincidono. Esodo indica il passaggio dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio, servizio che è il nome biblico di libertà. Nomi rimanda a quella condizione di figli. Entrambi quindi tracciano una prospettiva di speranza e di vita, la libertà, il nome, la figliolanza. Ecco, la domanda è così: innanzitutto, cosa ne pensi di questa interpretazione e come tu giocheresti questo connubio, questo intreccio tra Esodo e Nomi, tra queste due traduzioni? Beh, guarda, Alberto Mello fa uno sforzo di rilegatura che io non riesco a seguire. Si tratta di due cose diverse, insomma. Esodo è un nome completamente greco, ovviamente, come tanti altri nomi dati ai libri ebraici, è un nome completamente greco e si rivolge da lontano a questa grande evacuazione di un popolo che se ne esce dall'Egitto. Non accenna nemmeno alla idea che l'esodo coincida con la libertà, no, è semplicemente una dislocazione, ecco. Un titolo abbastanza neutro. Invece Shmot, i nomi, sono i nomi intanto dei figli di Giacobbe e Israele, sono i nomi dei 12 figli di Giacobbe e Israele. E in questi 12 figli di Giacobbe e Israele ce ne sono almeno 4 che sono figli non delle legittime mogli di Giacobbe e Israele, cioè di Lea e Rachel, ma anche delle rispettive schiave di Lea e Rachel. E lì ci sono dei figli che sono sia di quelli delle mogli effettive che delle schiave allo stesso livello, stanno sullo stesso piano, sono uguali. I figli, come dice Filomena Marturano a Domenico Soriano, gli dice: i figli sono tutti uguali. Ecco, è così, sono tutti uguali. E poi quello che c'ha di grandioso quell'elenco di nomi è che sono nomi dati dalle madri. Giacobbe, Israele, non è mai intervenuto per nominare quei figli. Sono i nomi dati dalle madri. E dunque è giusto che questa storia cominci con i nomi di quei figli, dei nomi dati dalle madri che sono liberi, e liberi entrano in Egitto. Sono le generazioni successive, le 21 generazioni successive che che patiranno servitù, ma loro sono liberi fin dall'inizio, insomma, sono liberi, bisognosi durante quel periodo di carestia di andare in Egitto. Ma è bello che si inizi con questo nome con questi nomi di figli dati dalle madri, perché la terra promessa, la terra che dovranno raggiungere, è una terra che la divinità annuncia come terra che ha mestruo di latte e miele. Qui c'è un punto delicato nelle traduzioni. Le traduzioni non si permettono questa evidenza fisica di una terra che mestrua latte e miele. Naturalmente le traduzioni dicono stilla latte e miele, ma è il verbo delle mestruazioni femminili, è il verbo della fecondità femminile, della prepotentissima e vitalissima fecondità femminile, che ha reso Israele un popolo così potente dentro l'Egitto, così numeroso. Sono entrati in una 70ina di individui e usciranno in 1,5 milioni di persone, perché lo sappiamo dal libro dei numeri, che quando Mosè fa il censimento nel deserto si trova di adulti maschi dai 21 in su 600.000 persone, quindi più tutti gli altri, donne e annessi e connessi. È un popolo enorme. Quel popolo enorme è stato così fertile
da preoccupare perfino il faraone. La storia comincia appunto con una brusca intenzione di controllo delle nascite da parte del faraone, ha delle preoccupazioni demografiche nei confronti di quella proliferazione di fertilità ebraica, per cui chiede, all'inizio si legge del libro dell'Esodo, chiede alle levatrici di Israele di far avvenire degli incidenti di parto quando vanno a intervenire nei parti delle donne ebree, e le levatrici di Israele si schermiscono dicendo che no, non possono, perché le donne ebree sono come degli animali, dice, perché non sono come le egiziane, sono come degli animali, appena hanno le doglie subito buttano giù, e quindi loro non fanno a tempo a fare avvenire degli incidenti di parto. È una giustificazione che indica la potentissima vitalità della fecondità delle donne ebree. Ecco che la divinità ha bisogno di nominare quella terra proprio come se fosse, come se somigliasse alla grandiosa fertilità femminile, e perciò quella terra ha mestro di latte e miele, ha la stessa fecondità e fertilità delle donne, sarà una terra così attraente perché avrà questa abbondanza di fertilità. E poi è bello che quando si parla di latte e miele, insomma, uno gli viene in mente la prima colazione, ma in realtà latte e miele sono le due attività principali, no, della vita, dell'economia di un popolo di quel tempo, l'agricoltura e l'allevamento. L'agricoltura naturalmente attraverso le api che sono l'impollinazione, che permettono l'impollinazione, dunque la botanica, diciamo, la produttività botanica, e l'altra è il latte degli allevamenti. Sono le due attività che avevano Caino e Abele. Dunque una terra che ha mestro di latte e miele è una terra che terrà insieme Caino e Abele. Riconcilierà le economie e risanerà quel lutto fratricida. Tutto questo sta messo tranquillamente all'inizio di questo libro, con un elenco di nomi maschili. È molto interessante il fatto che il libro dell'Esodo custodisce l'evento fondatore del popolo ebraico. Il popolo ebraico nel libro dell'Esodo vive l'esperienza della liberazione dalla schiavitù egiziana all'uscita verso la terra promessa, che si concretizza nel Pesà, passaggio del Mar Rosso, che poi appunto diventerà quello che è il nucleo, che è la festa della Pasqua ebraica. A proposito della Pasqua ebraica, tu hai scritto: la Pasqua ebraica non è festa per residenti, ma per migratori che si affettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantati in un centro della loro certezza, ma continuamente in movimento sulle piste. Chi crede è in cerca di un rinnovo quotidiano. Chi crede perseguita il Creatore, costringendolo a manifestarsi. Perciò vedo chi crede come uno che sta sempre su un suo passaggio. Ogni volta che è Pasqua, urto con la doppia notizia delle scritture sacre, l'uscita dall'Egitto e il patibolo romano della croce piantata sopra Gerusalemme. Sono due scatti verso l'ignoto. Il primo è un tuffo nel deserto per agguantare un'altra terra e una nuova libertà. Il secondo è il salto mortale oltre il corpo e la vita uccisa verso la più integrale resurrezione. Quello che ti chiedo è: noi, credenti e non credenti, abitanti e ospiti su questa terra, nel desiderio di individuare le nuove schiavitù e i necessari cammini di liberazione, a quale tuffo nel deserto siamo chiamati oggi? Quale compito per agguantare quell'altra terra?
Ecco, quello che succede con quel passaggio del Mar Rosso è che un popolo che comunque sì, aveva le sue difficoltà di servitù, eccetera, però è un popolo intero che si lancia nella vastità, nella incertezza, nell'incognita e nell'accampamento a oltranza dentro un deserto. Beh, la chiamiamo libertà, ecco, sì, certo è un passaggio verso la libertà, ma che libertà? Di che si tratta? Che libertà è? È una libertà di vagare dentro il deserto per 40 anni e non è un deserto gigantesco, è anche un relativamente piccolo deserto che le carovane attraversano abbastanza facilmente in poco tempo. Eppure la libertà è un esercizio così duro, lungo, e se si vede, se si segnano le tappe di Israele nel deserto, oltre 40 tappe di Israele nel deserto, beh, se si mettono le linee si vede che è il zig-zag di un ubriaco che non trova la via di casa. Non è un percorso netto, lineare la libertà. La libertà è una lunghissima ricerca, giorno per giorno, della direzione. È un camparsi continuamente nel deserto. Sì, io la considero così, non come siamo abituati a credere che la libertà sia un elenco di diritti di cui godere. La libertà è uno sbaraglio. Ed è così sbaragliante la libertà che spesso i popoli, pure quelli che se la sono conquistata e che se la sono guadagnata con il sudore, con il sangue, ecco che poi hanno le tentazioni di ritornare indietro, insomma, a una servitù però più garantita. Oggi abbiamo la continua alternativa, insomma, tra più sicurezza o più libertà. Questo sembra l'alternativa e allora uno pensa che come gli ebrei sentirono nel deserto, insomma, ebbero la tentazione di ritornare in Egitto. E bestemmiarono in questo senso, insomma, com'era bella quella nostra scodella pronta la sera sotto un tetto. Ecco, la democrazia ha questi rischi. Può continuamente regredire, non è un dato di fatto, mentre per gli ebrei il guado del Mar Rosso è irreparabile, quella cinesca dell'Egitto si chiude alle spalle per sempre. Gli ebrei non potranno fare altro che inoltrarsi dentro quel deserto e poi alla fine varcare il Giordano e entrare dentro quella terra. Promessa sì, ma per niente affatto regalata, se la dovranno conquistare. Per la democrazia è continuamente così, siamo all'ordine del giorno dentro un deserto in cui ci dobbiamo orientare per immaginare la mossa successiva, insomma, e continuare a guadagnarci il diritto della libertà. È una libertà che è continuamente in discussione, questo succede. È un sistema non definitivo la democrazia, è un sistema che si muove, che avanza e che avanza in un deserto. Prevedere le mosse di questa avanzata è compito della intelligenza dei popoli e delle comunità internazionali. Ecco, oggi è chiaro che l'intelligenza dei popoli dovrebbe immaginare un futuro gestito dai giovani, da quelli più giovani, da quelli che hanno un diritto di prelazione sul futuro. Io sono per esempio molto favorevole al voto dei giovani a 16 anni e sarei anche favorevole alla rinuncia al voto degli anziani, dei vecchi. La rinuncia al voto, perché quel voto orienta e prenota il futuro, e il futuro non è dei vecchi, ma il futuro è dei giovani. E dunque nel mio tentativo di rispondere alla tua domanda, ecco, quello che spetta oggi è sentire, ascoltare e dare la precedenza alla voce di questa gioventù di adesso.
Poco fa hai molto sottolineato il latte e il miele come alimenti che sono richiamati nel testo dell'Esodo e non solo. Ma c'è un altro alimento di cui si parla che è forse ancora più centrale, un alimento che porta un nome strano, che nasce dalla domanda che si pongono appunto il popolo ebraico quando se lo trova davanti agli occhi. Manu, che cos'è? E da lì il nome manna. È una delle immagini ricorrenti anche nelle riscritture che tu fai appunto della lingua sacra. E a questo proposito, nella traduzione appunto di Esodo Nomi, di cui abbiamo parlato prima, e che conosce oltre alla traduzione un apparato di note molto, molto nutrito e anche molto approfondito, a proposito appunto della manna tu dici: non è la quantità di alimenti a rendere efficace il soccorso, ma la regola della sua distribuzione. La manna può andare in parte sprecata, ma se ne deve escludere accaparramento. Nel mercato di Yod, così tu chiami Dio, con la prima lettera di quel tetragramma sacro, quella distruzione del sovrabbondante rendeva nullo il valore di scambio della manna, contava solo il suo valore d'uso, di sostentamento. Ecco, la domanda è: perché è così importante questo spargimento di gratis e di sovrabbondanza, come ancora definisci la manna, all'interno del contesto del libro dell'Esodo, e che cosa rappresenta per te questa sostanza così effimera, perché appunto svanisce, si decompone subito, ma anche fondamentale e che sfama il popolo? Intanto è la fornitura dell'indispensabile. Bisogna immaginarsi questo numero enorme di persone in spostamento sulla faccia del deserto, più di 1,5 milioni di persone. Si accampavano e la manna si accampavano quindi su una superficie abbastanza vasta, no? Come si può immaginare, per le tende. Lì poi erano tende, insomma non c'erano case a più piani, per cui si trattava di una grande area occupata, e la manna non cadeva dentro l'accampamento ma fuori dell'accampamento. Bisognava andare a raccoglierla fuori. Allora, ecco che la prima cosa che si è stabilita è che quelli che vanno a raccogliere la manna fuori, cioè questo cibo indispensabile per sopravvivere, non possono prenderne più di quella che serve. Al ritorno dovevano fare i conti, insomma dovevano prendere solamente quello che serviva pro capite per la loro famiglia. Dovevano essere quindi, la prima norma è distribuire in parti uguali quello che c'è. C'è una poeta keniana, si chiama Shailia Patel, che si trovava di origini indiane, che si trovava a fare l'università in un campus americano. E allora si era seduta a un bar e si era ordinata un muffin, una di quelle brioscine americane, si chiamano così. E al suo tavolo vengono a sedersi due conoscenti, due studenti dell'università, diversamente da lei sono due bianchi. E lei prende questo muffin e lo divide in 3 parti. E uno di questi qua dice: ma che stai facendo? Che stai facendo questo muffin? E lei dice: lo sto dividendo perché ma è evidente che non basta neanche per te, non è abbastanza per tutti. Allora lei dice questa frase: lo sento dire spesso da voi che non ce n'è abbastanza per tutti, ma da noi in Africa si dice che abbastanza è quello che c'è diviso in parti uguali tra i presenti. Ecco, la distribuzione in parti uguali già mette pace negli occhi e nella bocca. Nessuno ne ha di più, non c'è bisogno di guardare nel piatto degli altri. E poi questo cibo indispensabile scadeva in giornata, cioè non poteva avanzare il giorno dopo. Perché? Perché era importante questo dettaglio, insomma, questo dettaglio da consumarsi preferibilmente entro, insomma, o necessariamente entro. Perché se quel cibo poteva essere stoccato, no? Ecco che uno lo poteva fare avanzare, una parte se la teneva, non la consumava, se la teneva fuori,
il giorno dopo e magari la poteva andare a vendere a quello che non aveva voglia di uscire fuori dall'accampamento, sempre dovendoci immaginare che l'accampamento era enorme e che bisognava camminare parecchio per andare a fare il rifornimento di manna. Allora poteva fare avvenire questo mercato della manna avanzata, insomma della manna avanzata in giornata. Allora la divinità subito dice no, la manna o è consumata in giornata oppure la potete buttare. E questo cosa fa? Rende la manna solo cibo per sostentamento e non la toglie dal commercio. Curiosamente nella scrittura sacra si legge Leoclà per cibo, e beh certo che è per cibo, no? Facendo piovere la mamma, cioè, per forza deve essere per cibo, ma la divinità sta dicendo proprio questo, che è solo per cibo e non per commercio, non ne puoi fare mercato, ecco. Toglie dalla manna, dalla fornitura dell'indispensabile, il valore di scambio, rimane solo il valore d'uso, che è quello del nutrimento indispensabile. E poi c'è questa idea grandiosa di far piovere molta più manna di quella che serve, anche molta di più. Allora perché sprecone, tu che conosci esattamente il numero delle persone pro capite che devono essere rifornite, perché ne fai piovere tanta di più che si butta, che rimane sprecata sulla faccia del deserto? Perché nessuno deve pensare di dover raccogliere l'ultima porzione. Cosa vuol dire dover raccogliere l'ultima porzione? Che tu ti affretti per non raccogliere l'ultima porzione, entri in concorrenza con i tuoi vicini per arrivare prima, per non farti prendere per non dover raccogliere lo scarto, insomma. E invece ce n'era tanta di più che non c'era scarto, e dunque quella sovrabbondanza metteva pace nella raccolta, non metteva le persone l'una contro l'altra neanche nel momento della raccolta. Ecco, la fornitura della manna è un capolavoro di ingegneria, insomma, della fornitura dell'indispensabile. È un capolavoro di regole che sono quelle che possono servire oggi a chi può essere nel nostro tempo fornitore dell'indispensabile a chi ne è privo. Il nostro tempo è capace di questo, può essere fornitore di manna, perché nel mondo la fame esiste e non è stata debellata, esiste e si è incallita in tante aree del mondo, e dunque la possibilità di fornire l'indispensabile dovrebbe ispirarsi alle regole della manna. Dal tuo racconto risuona centrale la questione della libertà. Il deserto sicuramente è un luogo emblematico in cui essa è messa alla prova. Il deserto è il luogo dell'emergere dell'estraneità e allo stesso tempo in cui fare esperienza della fragilità di una pretesa autonomia. Tuttavia il deserto non è solo uno spazio di prova, ma anche uno spazio di intimità, un luogo in cui ricucire alcuni rapporti a volte feriti. Sappiamo che sei un grande appassionato di montagna, che passi del tempo sulle Dolomiti, che scali. Quello che ti voglio chiedere è il tuo amore per la montagna. Lo potremmo definire come una pratica deserta. La montagna è un po' il tuo deserto. Lo è certamente, ma come lo è anche il mare. Sono spazi dove la nostra presenza è ridotta fino all'insignificante, fino alla scomparsa totale. Così in montagna uno può vedere come era fatto il mondo prima di noi e come sarà dopo di noi. Insomma, è uno spazio deserto che però non è lì per accoglierci, non è un parco giochi, è un posto estraneo a noi, è un posto potenzialmente ostile, dove si impara a essere in infima minoranza rispetto a quello che ha intorno, rispetto al mondo che ha intorno, infima minoranza non garantita, non invitata, dunque intrusa, dunque ospite, che deve passare senza lasciare traccia, e ci si sente giusti. Quello il vero rapporto tra la taglia della persona umana e il pianeta che abita. Siamo minuscoli dentro l'immenso, continuamente, questa è la verità. Poi ci sentiamo giganteschi dentro le città enormi dove
l'ambiente è stato completamente ricoperto dalla pavimentazione e dagli edifici, ma la verità del nostro rapporto, della nostra intimità, della nostra relazione con questa terra della quale siamo ospiti è quella che si rivela più evidentemente in montagna o in mare aperto. Ecco, sei in un posto enorme rispetto al quale tu non hai nessuna garanzia di benvenuto, non sei benvenuto. Dunque sì, la libertà è questo andarsene allo sbaraglio. Andarsene allo sbaraglio è la prima volta che ho sperimentato la libertà, che me ne sono uscito dalla casa dei miei genitori a 18 anni, senza sbattere la porta, senza avvisare nessuno, insomma, e scomparendo, avevo uno sgomento enorme, non sapevo dove andare ad accamparmi. Ho imparato volta per volta, insomma, giorno per giorno, dove trovare un posto per nottare e poi per cavarmela. La libertà è spaventosa, può essere spaventosa, è un rischio. Noi siamo però delle persone che devono rinnovare questo rischio continuamente, giorno per giorno. Vogliamo chiudere con un'ultima domanda che cerca di intrecciare due realtà costitutive della Bibbia, presenti in Esodo, ma in tutta la scrittura sacra, ma costitutive, direi, dell'essere uomini. È la relazione tra memoria e futuro. Nel libro Edisse, che è una tua riflessione, sono tue riflessioni proprio sul testo di Esodo, a un certo punto dici che Mosè voleva ricordare perché senza memoria un uomo è un precipizio, dicendo che quindi anche il libro dell'Esodo è un po' questo risalire alla sorgente del fiume come la sorgente del suo futuro e quindi del nostro futuro. E sempre in Edisse scrivi che nell'assemblea del Sinai sono comprese e anticipate le generazioni del futuro. Definisci l'assemblea del Sinai che sudava di futuro. E allora la domanda è proprio come intrecciare questa relazione, questo rapporto tra memoria e futuro, quanto conservare una memoria non è nostalgicamente rimpiangere tempi passati o solo un'opera appunto di narrazione, ma possibilità di radice, di fioritura di un futuro più umano, di una comunità davvero di liberi e di liberati. E perché l'assemblea del Sinai sudava di futuro? Pensi alle generazioni ebraiche, Gesù compreso, o in generale a tutte le generazioni umane che sono alle prese, si troveranno sempre alle prese con quelle 10 parole, quel decalogo così esigenti ma anche così liberanti? Intanto quel decalogo che noi traduciamo con tutti i verbi all'imperativo, no? Però è in ebraico la gran parte di quei 10 comandamenti è rivolto al futuro. E perciò investe con il tu, perché non sono tu, sei un tu al futuro, tu darai peso a tuo padre e a tua madre, tu non testimonierai da falso testimone né il tuo compagno, eccetera. Queste cose riguardano proprio l'impegno che in quel momento si prende nei confronti del futuro. Quindi tutte le generazioni si sono confrontate con si continueranno a confrontare con quelle tavole, con quel paio di tavole. Quel paio di tavole sono state consegnate non in piazza, sono state consegnate nel deserto, ma peggio che nel deserto, su un cocuzzolo solitario del deserto, e a uno solo è stato dato il peso della consegna. E quelle tavole, e perciò insomma sono tavole che poi serviranno per tutti, ma sono tavole profetiche. La profezia impegna il futuro, ma da subito. La profezia non mette le persone in attesa che arrivi il futuro, ma le impegna e le dirige e le orienta immediatamente nel presente.
Per questo io penso che questa generazione di giovani di adesso, questi che hanno meno di 20 anni, che hanno ancora il numero 1 davanti alla loro coppia di anni, questa generazione è profetica. Non perché si anticipa il futuro, ma perché sa come doverlo orientare da adesso, da subito. Non ci sono più i profeti, ma ci può essere improvvisamente qualche generazione che spinge nella direzione della profezia. E io credo che questo sia il tempo. Insomma. Noi siamo dentro questo deserto del pianeta che si sta approfondendo, stiamo ancora vagando dentro le 40 tappe di Israele nel deserto, stiamo ancora dentro lo zigzag del Sinai, e però c'è una generazione nuova, quella che è nata nel deserto, quella che è nata dentro il deserto e che deve aspettare che si estingua tutta la generazione che è nata prima, che è nata in Egitto. Noi siamo la generazione, io sono la generazione nata in Egitto. Bisogna che si estingua questa generazione nata in Egitto e che quelli della terra, quelli nati dentro il deserto, come i giovani che sono nati adesso e che hanno meno di 20 anni, come che questi giovani entrino poi, a loro spetta l'entrata dentro la terra del futuro. Sì. Grazie Henry De Luca per questa serata magnifica, grazie perché ci hai consegnato alcuni frammenti della tua storia, insieme la tua competenza sul testo biblico, sulle tue traduzioni e anche la tua anarchia in merito, penso, al testo biblico. A nome di tutto lo staff di Molte Fedi ringrazio anche Don Omar che ha dialogato con me, con Henry De Luca, ringrazio Daniele e tutta l'equipe di Molte Fedi, ringrazio anche i tecnici di Bergamo TV e la partnership con tutto il gruppo SESAB. Ricordo solo alcuni appuntamenti: giovedì 30 settembre nella chiesa di Loreto e sui nostri canali, quindi sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, avremo l'onore di ospitare Agnese Moro, figlia di Aldo, e Adriana Faranda, ex brigatista, che ci condurranno nella loro storia di perdono alle 20:45 presso la chiesa di Loreto. Il giorno dopo, venerdì 1 ottobre, presso il modernissimo di Nembro, avremo con noi Davide Enia con L'Orizzonte in fuga, una conversazione scenica. Grazie a tutti e buona serata, e ci vediamo nei prossimi incontri.